Ciao ragazzi, bella questa città, vero? Secondo voi dove si trova? Magari a giudicare dall'architettura e dallo stile a metà tra il rinascimentale e il medievale, uno potrebbe pensare al centro Italia, no? E invece no, invece si trova a Remedello, in provincia di Brescia, e per di più in giardino. Quella che vedete è la città ideale di Roberto Scalmana, un ingegnere che circa 25, ormai 26 anni fa, iniziò a modellare i 200 metri quadrati del suo giardino per costruirla questa città ideale, che è veramente spettacolare. Tutto quello che vedete lo ha costruito lui, progettato e costruito, come sentirete tra poco. In pratica lui oggi esce di casa ed entra in città. E ha realizzato tutto questo ispirandosi anche al celebre dipinto intitolato proprio La città ideale, dipinto tra il 1480 e il 1490, oggi conservato a Urbino e attribuito a diversi autori, tra cui Luciano Autaro oppure Piero della Francesca, e che si basa su una rappresentazione dell'architettura basata su simmetria e prospettiva, che lui ha riportato qui, in veste mini, in veste di miniatura, diciamo così, dando vita a quello che per lui è stato ed è tuttora un sogno, un principio, un hobby, un'ispirazione vitale, insomma, chiediamolo a lui. Concettualmente la città ideale nasce più o meno 30 anni fa, quando ho cominciato con i primi esperimenti. C'era già la voglia in precedenza, ma da quel momento ho cominciato a cercare quello che è l'elemento fondamentale per realizzare qualcosa in materiale. E perché è nato? Cos'è che ti ha ispirato? Devo dire che gran parte in tutto questo l'ha avuto mia madre, un'appassionata di storia dell'arte. Mia madre è tedesca, quindi vede l'Italia sotto altri occhi e mi ha sempre nutrito di appunto bellezza e arte. Io sono andato a pescare fin da bambino nei suoi libri, soprattutto i libri dei grandi pittori, da cui ho preso spunto per poi concepire questo paesaggio. Ormai non è più neanche una città, è un paesaggio che vuole riallacciarsi proprio a quella bellezza che l'uomo poteva avere di fronte agli occhi nell'epoca preindustriale. Non è un caso se lo stile sia soprattutto medievale rinascimentale. Assolutamente no, escludo proprio l'epoca contemporanea e l'intenzione è quella di coprire in realtà il maggior numero possibile di epoche e di stili. Attualmente parto dall'età del bronzo e arrivo fino all'età moderna, e come un'età moderna intendo il 600. Ma quali sono i valori della città ideale? Perché uno non si inventa una cosa del genere per diletto o per puro spirito di bricolage. In questo mi riallaccio a quello che è in primis il nostro paese, no? Viviamo nel paese più bello del mondo ed è un po' un museo vivente a cielo aperto, è un museo in cui nel 700, nell'800 da tutta Europa venivano a fare visita, a fare il cosiddetto Grand Tour, il pellegrinaggio culturale per vedere, gustare le origini, parte importante delle origini della cultura delle civiltà occidentali, che poi hanno preso innumerevoli sviluppi dal Rinascimento alle epoche successive, eccetera. Quindi l'obiettivo primario è proprio quello di avere di fronte quella bellezza che piace a distanza anche di secoli. Quindi la volontà mia era fin dal principio poter gustare di questa bellezza nel giardino di casa. Chiaramente l'ho fatta in scala, non tanto perché sono un miniaturista, ma perché sapevo bene che da solo non avrei mai potuto fare una cosa del genere in scala reale, sarebbe stato impensabile già solo a livello di superficie. Uno degli aspetti che mi ha maggiormente colpito della città ideale di Roberto è l'estrema raffinatezza e la grande precisione nei dettagli. Tutto qui infatti è studiato per essere credibile, verosimile, con una grande attenzione alle proporzioni e a una ricerca stilistica che ben si armonizzano con il resto del paesaggio urbano che lui ha voluto delineare. Ed ecco allora che fare una visita in città, andare a visitare la città, diventa veramente un'esperienza coinvolgente, a tratti ammagliante, soprattutto quando è lui stesso, Roberto, a farci da guida. Qui piano piano ci inoltriamo sulla montagna e arriviamo a questo piccolo borgo. Questo è un borgo di nuova costruzione
è costruito in stile medievale e qua si può vedere una chiesa romanica con il suo campanile. La chiesa ha una particolarità, è costruita un anno fa, ospita al suo interno il primo ciclo d'affreschi della storia della Ma città. ci sono davvero? Sì, ci sono davvero. E come si fa a vederli? Allora, si possono vedere dal rosone o dalla porta d'ingresso e poi È un po' difficile. è un però. po' difficile, sì. Io però mi sono ottenuto la possibilità di togliere il tetto Ho capito. e vederli quindi Eccoli lì. dall'alto. Ma li hai fatti tu gli affreschi? Sì, sono tutti affreschi che ho realizzato con la tecnica dell'affresco, quindi ho usato l'intonaco per affresco e ho poi utilizzato dei colori minerali. Gli affreschi raccontano le storie della vita di Cristo, ci sono alcune scene che riguardano la Natività, la fuga in Egitto, la crocifissione e la risurrezione. Sull'abside c'è il Cristo Pantocratore, che si pensa sia stato fatto da un'altra mano, in realtà è il terzo tentativo, ho fatto alcune prove per il Cristo, e sopra l'abside invece c'è il santo protettore della chiesa, che è Sant'Antonio Abate. E sotto la chiesa di solito c'è la cripta, cioè sono le segrete. Allora, questa chiesa, come anche gli altri edifici di culto, è dotata di una cripta. Ma quindi è sotterranea, non si vede? È sotterranea. Ma c'è? Certo, si vede però l'ingresso, si vede la scala d'accesso che parte dalla navata laterale. Ma che senso ha fare tutte queste cose che poi non si vedono? Il senso è proprio questo, non tutto deve essere visibile, devono esserci per forza delle cose che l'occhio umano non riesce a scorgere, ma può immaginare. L'immaginazione è secondo me un'arma potente per trasmettere quel senso di realismo. Sulla parte destra, inoltrandoci verso la città, si può vedere il palazzo in costruzione. Questo è un palazzo in stile barocco. Diciamo che lo spunto l'ho preso più che altro dai palazzi francesi, palazzi a corte aperta che meglio si adattano a una costruzione in scala. È ancora un cantiere ormai da più di 10 anni e lo è perché, giusto per dare un'idea, solo per piastrellare una stanza con queste piastrelle che io faccio in casa, partendo sempre dal sacco di sabbia, dal sacco di cemento, qui non c'è nulla di comprato se non appunto la sabbia e il cemento. Solo per piastrellare un pavimento impiego più o meno una giornata. Quello che state vedendo è l'area archeologica, è una delle due aree archeologiche, la prima è dell'età del bronzo, questa invece è dell'epoca classica, qui siamo nel V secolo a.C., l'età d'oro di Atene, l'età di Pericle, e io mi piace sempre pensare che è la dimostrazione che i greci sono arrivati anche a Remedello, seppur in forma ridotta, no? Sono costruzioni che si possono ammirare anche in Italia, la Magna Grecia, siamo nel meridione d'Italia. Quello che si vede qua sono i templi maggiori, i templi principali, una Tolos ispirata a Delfi, un tempietto sulla collina e un teatro. Qui siamo arrivati alla città, adesso ci troviamo nella piazza principale, su cui si affacciano gli edifici più importanti. La città, lo stile costruttivo della città e le epoche rappresentate partono dall'Alto Medioevo, dalla tarda antichità e arrivano fino al Rinascimento, come può essere per gran parte dei borghi e delle città del nostro bel paese. I palazzi pubblici, ad esempio, richiamano il Basso Medioevo. La torre civica è un chiaro rimando alle torri basso medievali, torri del 300 che si trovano nell'Italia centrale. Lei nello specifico è un po' un'unione della torre di Arnolfo di Palazzo Vecchio a Firenze e della torre del Mangia a Siena. Ho voluto mettere insieme le due città rivali. La chiesa, il Duomo principale, che è anche l'edificio di culto più grande di tutta la struttura, si richiama al Rinascimento e così via. C'è una parte nascosta anche qui? Assolutamente sì, ci sono tante parti nascoste, oltre alle cripte del Duomo, della Basilica, ci sono i sotterranei delle case che nessuno vede, ci sono le fognature. Sotto quasi tutte le strade della città corre una rete fognaria che si può però vedere, si può anche intuire grazie a dei tombini che sono tutti esportabili. Al di là della curiosità che indubbiamente una creazione come questa suscita, occorre sottolineare che ci sono però anche dei presupposti da cui Roberto è partito e che la rendono ulteriormente interessante.
Qui infatti non si tratta più soltanto di mero modellismo, ma di un qualcosa che va ben oltre il puro aspetto estetico e creativo, perché entrano in gioco dei valori forti, come la bellezza, l'armonia del contesto, la natura che lui ha saputo contestualizzare in maniera organica. Non è un caso infatti che la città di Pesaro, ad esempio, nel 2024, rifacendosi, ispirandosi sempre al dipinto della città ideale conservato a Urbino, abbia ipotizzato la città ideale come modello di sviluppo sostenibile. E comunque anche Roberto nel suo piccolo, che ormai tanto piccolo non è perché, credetemi, ha generato un sacco di interesse la sua città ideale, sta richiamando un pubblico sempre più interessante e sempre più interessato. Tutto quello che vedete è fatto dalle mie mani, quindi concepisco la nuova cosa, il nuovo pezzo che voglio realizzare, oppure concepisco come modificare parti già esistenti. Una volta nato come concetto, se si tratta di edifici monumentali, lo progetto con il CAD. Una volta realizzato il progetto, tutto viene fatto a mano. E questo è un aspetto che non cambierà mai, ed è proprio quella anche l'unicità della città. Non sono pezzi realizzati con degli stampi, e realizzo tutto con delle tecniche particolari che negli anni ho sviluppato personalmente, sono proprio adattate in modo specifico agli obiettivi che voglio raggiungere. Chiaramente non c'è solo la parte costruita, c'è poi anche tutta la parte naturalistica. Ci sono le piante, ci sono i campi, ci sono i fiumi, i laghi, e anche tutto questo deve essere vero. Questo è un altro aspetto fondamentale. Sia le case, quindi tutto il costruito, dà l'impressione di realismo perché è realizzata con materiali inerti, quindi tutto quello che vedete è malta di cemento che prende, come si può vedere bene, la patina del tempo, quindi trasmette proprio quel senso di realismo. Stessa cosa vale per la parte verde. Le piante sono tutte vive, sono tutte viventi, maggior parte sono delle conifere che io chiaramente tengo contenute per dare l'impressione di vere e proprie piante. Stessa cosa vale per i campi, sono tutti coltivati realmente con del prato che riesce anche lui a rendere bene quell'effetto miniaturizzante. Si adatta alla scala, tutto deve essere poi riferito alla scala, tutto deve essere in armonia compositiva. Basta una cosa fuori scala che l'incanto è rotto, chiaramente. Ma questa è una realtà che si può visitare? Hai in mente in futuro di farla diventare, che so, un museo o un punto di accoglienza turistica? Allora, al momento non è ancora strutturato in quel senso, però sono ormai 2 anni che sono cominciate le visite, e ci sono persone che vengono anche da posti non proprio dietro l'angolo, perché grazie ai social si è diffusa un po' la conoscenza di questa struttura. La cosa mi ha un po' colto di sorpresa, perché io sono sempre stato abituato a lavorarci da solo e senza nessuna visita, insomma. Quindi adesso si sta un po' sviluppando tutto il discorso, vale sia a livello fisico con la nuova strada che sto realizzando proprio per permettere l'accesso ai visitatori, sia con materiale divulgativo. Quindi in futuro c'è la possibilità di far sì che questo diventi un luogo di attrazione? Sì, lo è già strutturato. Lo è già non strutturato, ecco, vogliamo strutturarlo, quello sicuramente. Ragazzi, lui è Roberto Scalmana, l'unico che quando apre la porta di casa e dice vado in città, va in giardino. Beato lui. Complimenti, è una cosa veramente bellissima. Grazie mille. Ci vediamo per la prossima cantierata. Andiamo a fare un giro in città. Dai, andiamo.